Io nella mia azienda ho quasi tutto il personale vaccinato, colui il quale non è vaccinato mi deve portare i tamponi e deve giustificare che in questo momento lui sta bene. Ho il dovere di assicurare la mia azienda che possa dare continuità a tutti gli impegni, devo assicurarmi che tutti i collaboratori, siano tranquilli e possano andare a lavorare senza preoccupazioni. Nei giorni in cui il governo discute della possibilità di estendere ad altre categorie il Green Pass e di introdurre l'obbligo vaccinale, interviene il presidente di Ance Veneto che condivide la posizione dell'esecutivo. Io me lo auguro. Uscire dalla pandemia significa anche far ripartire l'economia, ad iniziare dal settore delle costruzioni che anche grazie all'ecobonus del 110% ha conosciuto un periodo di ripresa. Un'edilizia che ha cambiato visione e che ora punta sulla demolizione e ricostruzioni in sito. Noi abbiamo, più del 50% dei nostri fabbricati che hanno più di 40 anni. Sono questi fabbricati che sono in classe F, sono in classe G, consumano 220 kWh al giorno. Abitazioni che se messe a confronto con un'auto sarebbero delle vetture con motori a gasolio Euro 1, dice Ghiotti. È un patrimonio continuo da riqualificare, per questo si può essere positivi pensando al futuro dell'edilizia. Fondamentale però è dare continuità alla misura dell'ecobonus, togliendo i paletti burocratici che non hanno facilitato in questi mesi l'iter per la sua attuazione. L'edilizia in Veneto ha provveduto alla sistemazione di 300 condomini, ma quanti ce ne sono? Ma quanti ce ne sono ancora da sistemare? Ci stiamo preparando ad affrontare questa sfida, se però non ci viene dato tempo per poter provvedere ed eseguire le opere, ahimè, sarebbe veramente uno scempio.